Dopo la grande vittoria in casa del Niscemi, la Cicaterna torna allo Stadio Russo di Via Grande per disputare il derby contro la Cibonaccorsi, squadra reduce da una vittoria in casa del Santa Croce, una sconfitta contro il Niscemi e un pareggio contro il Noto nelle ultime 3 partite. Mister Manca deve fare i conti con l'indisponibilità di Calì in difesa, al suo posto rientra Giacona accanto a Longo al centro. In mediana Basile è affiancato da Napoli e Sciuto, mentre la novità è in attacco perché al posto di Fighiera, trasferitosi alla C Sant'Antonio, gioca il classe 2006 Crispino, con Carbonaro e Solimene. Biancorossi che prendono immediatamente le redini del match, corner di Solimene per Carbonaro, la lascia passare per Sciuto dal limite, grande parata di Viola che si rifugia in corner. Ancora calcio d'angolo dunque, lo batte sempre Solimene, stavolta va al centro, non arriva Viola, la palla passa a Napoli sotto porta, miracolo di Romano sulla linea, sfortunato qui il centrocampista che non trova la via del gol. Basile lotta a centrocampo e porta via il pallone a Romano, lo affida a Crispino che prolunga a sinistra dove c'è Sciuto. Sciuto non sguarda al centro, il cross che diventa un tiro, Viola smanaccia. Magro con le mani, scambia con Basile. Poi va in profondità a cercare Carbonaro, la posizione regolare, lo scatto di Carbonaro che entra in aria. Carbonaro il sinistro, ci mette il piede Viola. Poi Carbonaro la torre per Solimene, dentro l'area piccola Solimene, respinge Scorciapino. Si scuote la Cibonaccorsi dal difficile avvio, Maesano per Abramo, che allarga sulla destra per Cucuzza, che riesce a tenere in campo il pallone, poi sterza. Grande assist all'interno dell'area per Conti, Conti la conclusione, sfiora il palo. Romano mette rapidamente in movimento Basile che fa scorrere la sfera, alza la testa e va bene in verticale da Carbonaro, posizione regolare, Carbonaro prova a saltare Viola, Carbonaro si defila e Viola riesce in qualche modo a salvarsi. Dalla bandierina va Asciuto al centro con i pugni Viola, poi Longo prova a coordinarsi a contrasto con Maesano, si prosegue per il direttore di gara, proteste dei catenoti, Maesano parte in contropiede dall'altra parte. Serve Abramo, Abramo gira a sinistra verso Divenuto, Divenuto punta Ranno, il tiro a giro, splendido, Giovanni Divenuto porta in vantaggio la Cibonaccorsi, ma tante proteste della Cicatena per questo contrasto in area di rigore tra Longo e Maesano. Sull'onda dell'entusiasmo gli ospiti continuano ad attaccare con le ripartenze micidiali, anche stavolta con Divenuto che salta un uomo, Divenuto si presenta in aria, prova il destro, respinge Romano. Il secondo tempo si apre con un cambio per i biancorossi, fuori Crispino, dentro Furnari. Catenoti ancora pericolosi sui corner, lo batte stavolta Solimene, verso Napoli che sul primo palo con deviazione non trova la porta. Un'altra sostituzione per Mister Manca, fuori Solimene, dentro Francesco Strano. Minuto 62, calcio d'angolo battuto da Ranno, stretto, i pugni di Viola, poi Magro al volo col destro, splendido, Damiano Magro, il primo gol con la maglia biancorossa, vale il pareggio e 1-1 tra Cicatena e Cibonaccorsi. Adesso si cerca il gol da 3 punti, calcio d'angolo ancora di Ranno, allontanato da Scorciapino, raccoglie Magro, che rimette al centro, deviazione, testa di Giacone, fuori bersaglio. Terzo cambio per i padroni di casa, fuori Magro, dentro Patanè. Continua a insistere con i calci d'angolo la Cicatena, lo batte Francesco Strano sul secondo palo per Giacone, in 2 tempi Viola. Nel finale si riaffaccia in attacco la Cibonaccorsi, Maesano per Sannè, verticalizza nella zona di Marino, scambia con la Spina la conclusione, i pugni di Romano. E 1-1 il punteggio finale del derby tra Cicatena e Cibonaccorsi. Un punto arriva del rimonte che comunque muove la classifica. Inevitabile rammarico per i catenoti che avrebbero voluto dare continuità al successo di settimana scorsa. La prestazione difensiva è stata buona perché le occasioni concesse sono state poche, tra l'altro in contropiede. È mancato qualcosa in attacco invece, c'è stata poca imprevedibilità nella manovra. Tutti i fattori che andranno rivisti in settimana in vista dell'ultima giornata del girone d'andata, in programma domenica prossima sul difficile campo del Santa Croce.